Alcuni di voi conoscono già la biodinamica. Nekateri od vas že poznajo biodinamiko, Questa è già una bella base. to je že dobra osnova. Tanti fanno agricoltura biologica Veliko od vas že dela e questa biodinamično, è un'altra base buona. to je spet dobra osnova. Qualcuno è convenzionale, Nekateri konvencionalni, ma se sta qui forse c'è un motivo. ampak če je tukaj prisoten, je nek razlog. Allora, intanto vi inquadriamo in generale la biodinamica. Če pogledamo generalno biodinamiko, La biodinamica non è una magia, ni to neka magična zadeva. è una tecnica agricola, To je pač kmetijska tehnika, però che matura anche un'evoluzione all'interno dell'uomo. ki dozori v človeku samemu. Ovviamente, essendo agricoltura, la nostra fonte di ispirazione è la natura. Pač vir inspiracije v biodinamiki je narava. Ho detto prima percepire e osservare. Se pravi, tako kot sem prej rekel, percepcija in opazovanje. E se molto umilmente osserviamo la natura, In če zelo skromno opazujemo naravo, possiamo capire che è un'organizzazione meravigliosa, lahko razumemo, da je ena dobra, čudovita organizacija ma anche molto semplice, in je zelo enostavna. è basata sull'ordine, Temelji na redu e tutto il cosmo è basato sull'ordine. in celo vesolje je pač bazirano na redu. Abbiamo detto la pianta fa la fotosintesi, Rastlina pač e con la fotosintesi la pianta fa la poteka fotosintesi, fotosinteza e con la fotosintesi ci dà la nuova sostanza in s fotosintezo nam da pač novo substanco e energia che viene dal cosmo. in energija, ki prihaja iz vesolja. Questa sostanza viene in parte dalla terra Del substance prihaja iz stav e in parte viene dal cosmo, in del iz vesolja. In se la združi. fotosintesi. Noi siamo formati dalle stesse sostanze delle stelle. Mi smo izgrajeni iz enakih substanc kot zvezde, Per mezzo delle piante. s pomočjo rastlin. La Terra sta nel sistema solare che è una stella giovane, Zemlja je mlada zvezda, che è una stella giovane. v solarnem sistemu. Prima del Sole qui, in questo sistema solare, c'è un'altra stella. Prima del Sole nel sistema solare c'è un'altra stella Je bila neka druga zvezda, che per miliardi di anni ha bruciato, ki je v milijardah let zgorela miliardi. Alla fine è esplosa in na koncu je eksplodirala e ha lanciato nello spazio intorno sostanze ed energie. in je pač v vesolje pač sproščala energije in O meglio, ha donato allo spazio ali intorno. boljše je pač podarila. E queste sostanze e energie hanno permesso il sistema solare Podarila te substance in energije, ki so potem pač tvorile solarni sistem. la Terra, Zemlja, le piante rastline e noi. in nas. E quindi noi siamo figli delle stelle. In mi smo C'è una bella canzone zvezd. italiana che dice noi siamo figli delle stelle. C'è una bella canzone Ja, italiana. je tudi ena lepa pesem v italijanščini, smo otroci zvezd. Ma è molto importante per avere queste sostanze che ci sia la pianta. Ampak zelo pomembno je za te substance, da je rastlina. E per la pianta è molto importante un suolo fertile. In za rastlino je zelo pomembna rodovitna zemlja. E questo è il nostro lavoro degli agricoltori. In to je naše delo. Mettere la pianta. Allora, la biodinamica si può sintetizzare, la biodinamica si può riassumere Biodinamiko lahko povzamemo
di mettere la pianta nelle condizioni ideali per darci le sue sostanze. Tako da postavimo rastlino v dobre pogoje, v dobro zemljo, rodovitno, da nam potem da svoje rezultate. Ma questo vuol dire molto. Ampak to je ogromno. Intanto un terreno fertile esiste soltanto se ci sono radici. Rodovitna zemlja obstaja samo tam, kjer so korenine. Le radici servono alla pianta sia per traspirazione che per nutrimento. In korenine seveda služijo za rastlini za sprejem hranil. E abbiamo detto che la pianta si nutre dall'humus. Rastlina se prehranjuje preko humusa. E che l'humus è prodotto dalla vita. In humus je proizvod življenja. Da microbi e insetti. Iz mikroorganizmov in insektov. E allora noi non dobbiamo nutrire la pianta come fa l'agricoltura convenzionale o anche un po' biologica. In potem mi v bistvu ne delamo tako kot konvencionalni kmeti. Ma molto differente, dobbiamo nutrire i microbi, gli insetti. Prehranjujemo mikroorganizme in insekte v tleh. La biodinamica si basa su molte cose. Biodinamika je pač sloni na veliko Qui io ho elencato alcuni aspetti. Tukaj sem navedel nekaj aspektov, primerov. Molto importante è che sia un terreno areato e strutturato. La struttura l'abbiamo visto con l'immagine di prima. Teren mora biti zračen z dobro strukturo. Che ci siano corrette lavorazioni e poi più tardi vedremo perché. Zelo pomembno je, da so pravilno obdelana tla. Che la pianta sia ricca di radici e di peli radicali. Da je rastlina bogata, da ima bogat koreninski sistem in tudi te bele koreninice. Perché facciamo un po' insieme uno sforzo di collaborare, di immaginazione. Poskusimo se potrudimo s sodelovanju. Pensiamo a una pianta coltivata con il potere dell'uomo. Pomislimo na rastlino, ki jo obdeluje človek. Allora l'uomo, che abbiamo detto prima, è il concime nel terreno. Pač dodaje gnojilo rastlini. Intanto la pianta non ha bisogno di Rastlina nima potrebo, da bi iskala hranila v terrenu, di penetrare tutto il terreno, da bi pač penetrirala v teren cercando dove ci sono le molecole di humus, in da bi iskala molekule humusa, ma trova la pianta ampak najde gli alimenti sciolti nell'acqua circolante. hranila raztopljena v vodi. E allora la prima conseguenza, Prva che posledica, la pianta ha un apparato radicale molto più ridotto ima pač koreninski sistem bistveno manj razvit. e più seminsita, mentre la biodinamica è costretta a essere V biodinamiki je ta koreninski sistem izredno razvejan in globok. E quindi ha molte più radici, Ima več molti korenin, più peli radicali. tudi več tlačic I korenin peli radicali sono piccolissimi, si vedono soltanto con microscopio in se te tlačice koreninske se vidijo samo z mikroskopom. e loro entrano nella molecola dell'humus In te tlačice v bistvu vstopajo v humus e comandati dal sole, dal calore, dalla luce, in vodeni s pomočjo sonca, energije in svetlobe in toplote assorbono quello che gli serve. usrkajo pač ta hranila iz humusa, to kar rabijo. E quindi la pianta biodinamica è diversa nella radice e nella struttura aerea, sulle foglie, sulle Tako da je rastlina v biodinamiki drugačna tako v tleh s koreninskim sistemom in tudi v nadzemnem delu. Anche sono anche importanti le rotazioni. Pomembne so tudi povebanje kodobar. È importantissimo l'uso del sovescio e dei residui colturali. Zeleno gnojenje in ostanki kulturnih rastlin. In alternativa al sovescio oppure insieme al sovescio è importante anche l'uso del composto. Pomembna je uporaba komposta. In alternativa oppure in consociazione, poi insieme. In alternativa al sovescio
oppure insieme al Solesh. Alternativa je kompost, zelenemu gnojenju. Kompost je alternativa zelenemu Gnojenju. gnojenju, prah je pa dopolnilo. Lahko pa je še dopolnilo. Siamo riusciti. Ja. Poi sono importanti i preparati biodinamici, Potem so pomembni biodinamični preparati, il calendario biodinamico astronomico, tudi koledar, biodinamični koledar astronomski. ma se vedete io ho messo in fondo è in rosso Na koncu z rdečim fattore umano, sem še l'uomo, poudaril pač l'essere človeški faktor. con la sua conoscenza, Z znanjem, con la sua coscienza z zavestjo in z čustvi. e con i suoi sentimenti. Čustvi. Qui un po' di storia, andiamo avanti, questa è la pianta, la fotosintesi. Con la fotosintesi abbiamo detto che ci sono elementi cosmici e elementi terrestri. No, pri fotosintezi smo rekli, so elementi iz vesolja in elementi terrestri. iz stav, zemeljskih. E allora, elementi cosmici, l'agricoltore biodinamico cerca di rafforzare il collegamento con della pianta con gli elementi cosmici. Biodinamik, v bistvu Agricoltore biodinamico, kmetovalec facciamo biodinamičen. così, tu mi lo dici presso così non sbagli. Ok. L'agricoltore biodinamico Kmetovalec biodinamičen cerca išče di rafforzare il collegamento della pianta con gli elementi cosmici. Išče povezavo, da poveča v bistvu Giusto? povezavo človeka z vesoljem, z elementi z vesoljem, E in varie maniere, in molte na maniere. več načinov. Qui abbiamo il Sole, la Terra non sta da sola, sta nel cosmo, la Terra, nel sistema solare, nella Via Lattea. Zemlja je v vesolju, z drugimi planeti. E dobbiamo sempre considerare questo, dobbiamo sempre considerare che la pianta sta nel sistema solare, Vedno moramo pač upoštevati to, da je Zemlja v solarnem sistemu, da je del solarnega sistema. che ha molto studiato questo tipo di collegamento è Maria Thun. Marija Thun je veliko proučevala Questo te qui povezave. è un nostro seminario in Germania da Maria Thun. Tukaj smo na seminarju pri Mariji Thun v Nemčiji. Questo qui è una schematizzazione del cielo To je schematsko prikazano nebo, dove ci sono le varie costellazioni. kjer so različne konstelacije. Il Sole fa questo giro in Sonce naredi ta un pot anno v enem letu. e che a giugno, il 21 giugno sta nella costellazione di Gemelli, 21. junija je v konstelaciji dvojčkov, il 21 dicembre sta molto basso nella 21. costellazione decembra je zelo dello nizko Scorpione. v Škorpijonu. La Luna fa la stessa strada ogni mese, Luna potem opravi enako pot v enem ogni mesecu. mese. E quindi in un mese passa dal punto più alto al punto più basso. V enem mesecu gre iz visokega nivoja na nižji nivo, Per 14 giorni e mezzo circa scende v 14 dneh pada e quindi ogni sera nel cielo fa degli archi più bassi vsak večer na nebu pač ima nižje roke, dela nižje roke, fino che arriva qui e quindi la vedete molto bassa. dokler ne pride do te nižje točke in jo vidimo najnižje. Poi per 14 giorni va ancora a salire Potem 14 dni narašča e fa ogni giorno degli archi più alti in vsak dan dela višje loke, fino a tornare a Antoro dokler ne pride e spet poi Gemelli. tam na pika in znam na Ecco, pika questi in qua sono gli archi dvojčka. che fa la Luna. To so roke, ki jih dela Luna. Man mano che gli archi sono più alti si chiama Luna ascendente To je naraščajoča Luna, e mentre fa gli archi che sono più bassi, Luna discendente. to je pa padajoča Luna.
Questo crea molti effetti sulle piante. In to dela veliko vplivov na rastlino. Ad esempio, le energie in luna discendente vanno verso il basso. Le energie in luna discendente. Energije v padajoči luni gredo v Per 14 giorni la luna scende 14 dni, ko je padajoča e luna, porta l'energia verso il basso. prispeva energijo, pač prinaša energijo v tla. E allora in quel periodo è meglio raccogliere i prodotti dalla radice, Takrat je bolje pač pobirati pridelke come le iz patate, zemlje, le carote, krompir, korenje. ma soprattutto è meglio fare il trapianto Vsekakor je pač tudi dobro, da presajamo oppure fare la semina. ali sejemo. E poi per 14 giorni sale 14 dni potem narašča l'energia della pianta va verso l'alto. in energija rastlin gre navzgor. La luna ha una grande potenza. Luna ima veliko moč, Pensate che ha una potenza di far alzare il mare. ima moč pač v plimi noseki, ne, ko dviguje morje. Una grande quantità d'acqua viene alzata e abbassata. Velika količina vode pač se lahko dvigne v plimi ali pa se E se ci pensiamo bene, noi esseri viventi siamo formati in maggior parte di acqua. In če dobro pomislimo, smo mi ljudje, naše telo je pač večinoma sestavljeno iz E vode. quindi questo effetto è anche su noi e sulle piante. In ta efekt, ta učinek je pač na nas in na rastline. Così capite che questo che sto dicendo è reale. Tako da to lahko razumete in je realno. Allora, mentre la luna è qui è ascendente, qui è discendente, al contrario. Qua sale e qui scende, scusa. Yeah, Però è la stessa cosa, ma cambiamo non questa immagine. Qui la luna sale, Levo tukaj luna E qui scende. narašča in na desni strani. qui è discendente Pada. e quindi le forze vanno verso il basso. In te moči, sile grejo v tla. Qui invece le forze vanno verso l'alto. Na levi strani pa grejo navzgor. E quando le forze vanno verso l'alto Ko grejo sile navzgor, è meglio raccogliere i prodotti come i frutti, pobiramo pač pridelke, ki so nad zemljo, le insalate, solate, tutto ciò che sta fuori dal terreno. vse, kar je nad zemljo. E anche bene fare gli innesti. Tudi dobro je v tem času precepljanje. E poi è molto importante anche conoscere che alcune costellazioni favoriscono alcuni organi delle piante. Nekatere konstelacije, to je dobro vedeti, pač zelo pozitivno lahko vplivajo na določene organe v rastlini. E altre costellazioni favoriscono altri organi. In nekatere druge konstelacije pač favorizirajo druge dele rastlin. Alcune costellazioni favoriscono le radici, Nekatere konstelacije favorizirajo korenine, altre costellazioni favoriscono le foglie, druge spet konstelacije favorizirajo liste, altre i fiori druge spet cvetje e altri frutti. in druge sadje. Quindi se vogliamo avere un aiuto in più, Če hočemo imeti dodatno pomoč, se possiamo, če lahko, è bene fare i lavori secondo il tipo di pianta nei giorni giusti. Fare i lavori sulle piante secondo il tipo di pianta nei giorni giusti. pač delamo pravila glede na rastlino, ne, in glede na tudi pravilna pravila. Questa è teoria, To je teorija. però è molto più semplice per l'agricoltore comprare il calendario di Maria Thun e lì ci sono già segnati i giorni per le foglie, per le radici, per diciamo frutto e per il seme. Bolj enostavno je pač uporabljati ta koledar Marije Thun, ker je to že vse za vsako leto posebej preračunano. Un altro mezzo per migliorare il collegamento della pianta con il cosmo Drugi način uporabe izboljšanja per migliorare il collegamento con il cosmo è il preparato biodinamico 501. Drugi način je pač uporaba preparata 501.
si povezuje rastlina s Va kozmosom. bene? Ja. Oh, e così abbiamo parlato del polo